Navighiamo il presente per riscoprire il passato. Siamo a Padova, nella meravigliosa e medievale Porta Portello, la scalinata veneziana. Sono in compagnia di Rudy Toninato. Rudy Toninato vuol dire Delta Tour, vuol dire navigazione fluviale. Allora Rudy, dove siamo e soprattutto come è nata Delta Tour? Intanto ciao Andrea, ben arrivati anche voi in questa magnifica cornice della nostra città. Noi siamo padovani, siamo qui da parecchio tempo, abbiamo iniziato con Delta Tour nell'85, 1985, quindi da 35 anni solchiamo le acque del territorio del Veneto. Però nel 1993, essendo noi padovani, abbiamo deciso di iniziare a navigare il fiume Piovego a Padova. È stata un'avventura che iniziò nel peggior dei modi, perché non vi nascondo che il Piovego inizialmente era non messo tanto bene, però negli anni, lavorando in maniera sinergica con la politica del territorio, con la Regione Veneto e con tutto quello che era il sistema turistico fluviale, cercando anche con la collaborazione degli amici del Piovego, abbiamo dato un buon risultato di immagine turistico sul territorio padovano. Oggi siamo qui in questa magnifica cornice e abbiamo alle nostre spalle una barca elettrica. Noi l'abbiamo costruita nel 2004 e vi porterò a visitare questo nostro meraviglioso percorso solcando in maniera totalmente ecologica le nostre acque padovane. Allora, questa vuole essere una sorta di ripartenza perché, non lo nascondiamo, avete vissuto anche voi dei mesi difficili, però vi siete rimboccati le maniche e noi siamo venuti a trovarvi e così speriamo lo facciano in tanti amici da casa. Cosa dire, Rudy? Ti dico innanzitutto benvenuto a bordo, partiamo e iniziamo a navigare, poi gli amici da casa capiranno quanto bella è la nostra città. Seguiteci! Con Rudy Toninato di Delta Tours e il comandante Maurizio Tosetto abbiamo mollato gli ormeggi, siamo partiti dalla splendida scalinata del Portello, iniziamo la nostra navigazione sul Piovego. Allora Rudy, non solo barche elettriche, non solo crociere sul Piovego, ma anche tanto altro, e poi fate parte anche di un consorzio, quindi... Sì, facciamo parte di vari gruppi di promozione turistica del territorio, a partire da Unione Navigazione Interna, IATP, grandi gruppi di armatori di navigazione, e su Padova facciamo la nostra base, il punto di partenza è Padova, ma da Padova siamo partiti in vari ambiti, ovvero ci chiamiamo Delta Tour perché abbiamo iniziato nel parco del Delta del Po, poi negli anni appunto ci siamo spostati verso Venezia, verso la laguna, poi naturalmente lungo la riviera del Brenta a Padova, e recentemente abbiamo iniziato anche un nuovo progetto che si chiama Antiche Vie di Navigazione e andiamo a navigare anche sul canale Battaglia lungo appunto queste antiche vie di navigazione, raggiungendo Battaglia, Monselice e andando a visitare dei siti molto particolari anche di questa area della Bassa Padovana. Molto interessante anche quel percorso là. Allora, è un punto di vista diverso, noi siamo abituati a vedere la città ad altezza uomo, la vediamo mentre camminiamo dalle nostre auto, la vediamo dalla bicicletta, la vista dal fiume ci fa recuperare antiche tradizioni, vero Rudy? Antiche tradizioni sì, perché proprio se pensate che una volta le imbarcazioni che arrivavano qui siamo proprio alla scalinata del Burchiello, avevamo appena passato la scalinata del Portello, le merci e i passeggeri giungevano a Padova, appunto approdavano in questa magnifica cornice di Porta Portello, l'unica porta padovana che ha l'orologio, quindi che prima abbiamo sentito battere la campana, proprio perché era il piccolo porto, anzi il portello da piccolo porto della città di Padova. Quindi veramente tutto si muoveva sull'acqua, tutto era molto lento, molto silenzioso, infatti sentite che poco rumore fa questa imbarcazione, era un po' per ripetere il famoso sciabordio dei remi o dei cavalli che trainavano i burci, quindi
poco rumore, un'immersione totale su quella che era la vegetazione del nostro territorio. Qui facciate queste mura cinquecentesche che ci danno veramente un grande valore patrimoniale di quella che è la nostra città. Noi pensiamo veramente di dare qualcosa che va oltre la semplice gita turistica. Oggi a bordo abbiamo dei bambini, delle mamme che quindi hanno modo, a parte che è bellissimo partire con dei bambini e delle mamme perché così capiscono il verde del territorio e la città, però si percepisce qualcosa che va oltre la semplice navigazione, è un ritrovarsi all'interno di un percorso che non ha nulla a che vedere con quello che va al di fuori dell'acqua. Quindi si abbandonano le strade, infatti sentite pochissimo rumore delle strade e delle macchine, e si trova un'altra dimensione, si trova un altro modo, un altro piacere di percepire il nostro territorio, che la città di Padova è bellissima, però da qui un altro punto di vista con grande calore e tensione proprio storica culturale del nostro territorio. Allora, grazie a Rudy Toninato, che noi tra poco saluteremo perché sbarca, altri impegni, noi però proseguiamo la navigazione lungo il Piovego a Padova. Con Delta Tour stiamo percorrendo il Piovego ai comandi il comandante Maurizio Tosetto. Allora adesso stiamo entrando in uno dei posti più caratteristici di Padova, le Porte Contarine. Esatto, stiamo entrando dentro la conca delle Porte Contarine, che è stata costruita durante anche la costruzione della mura rinascimentali o veneziane nel 1526 da Jacopo Dondi dell'Orologio su un progetto di Leonardo da Vinci. Non che Leonardo avesse fatto il progetto per la conca delle Porte Contarine, l'aveva fatto inizialmente per la conca di Milano, però il progetto leonardesco o vinciano è stato ripetuto in tutte le conche del mondo, tant'è che anche le conche del canale di Panama sono state effettuate con lo stesso principio di Leonardo da Vinci. Cioè, cosa consiste? Prima di lui le conche che sono delle vasche d'acqua che servono a superare dei dislivelli d'acqua, e venivano chiuse e aperte con delle paratie che venivano calate dall'alto oppure tirate su dal basso a seconda dell'esigenza, come fossero una ghigliottina ipotesi, no? Mentre Leonardo ha ideato delle porte a due ante che si chiudono in maniera convessa, in questa maniera, tant'è che così facendo l'acqua, il volume d'acqua le mantiene chiuse e dopo sono più facili ad essere riaperte perché hanno meno percorso angolare. La conca poi è stata risistemata nel 1839 durante l'impero austro-ungarico e ha funzionato fino ai primi anni del dopoguerra. Poiché nel 1956 è iniziato il tombinamento del naviglio interno, quello che ora viene ricordato come Riviera Tito Livio, Riviera dei Ponti Romani. Prima del tombinamento, anzi proprio dell'interramento, perché non è neanche stato tombinato, è proprio stato interrato il naviglio, funzionava accanto alla conca un mulino chiamato Ercego della famiglia che lo gestiva, il quale ha funzionato fino al 1910 come attività molitoria per i cereali. Successivamente il meccanismo è stato riconvertito in centrale idroelettrica ed è stata la prima energia elettrica della città, che ha dato modo di sviluppare anche la prima zona industriale che si trovava al di là verso la ferrovia di Ponte di Corso del Popolo.
Grazie a Rudy Toninato, al comandante Maurizio Tosetto e a Delta Tour che ci hanno portati a scoprire un lato poco conosciuto di Padova. Verde a nord-est però continua.